Ci troviamo nella riserva naturale statale di Boscofontana, che è una delle 130 riserve naturali statali gestite dai carabinieri forestali del raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, tutte le nostre riserve sono aperte al pubblico con numerose iniziative, visite guidate o approfondimenti didattici per approfondire appunto la scoperta delle nostre riserve, che sono uno scrigno, un tesoro di biodiversità, e sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Qui a Boscofontana, nella nostra riserva, che è un gioiello perché rappresenta uno degli ultimi lembi di foresta planiziale della pianura padana, abbiamo organizzato delle visite guidate in bosco, quindi per poter permettere a tutti, al di fuori anche di quelle che sono normalmente le visite organizzate per le scuole o per i gruppi organizzati, quindi per permettere a tutti i cittadini di poter avere una visita alla scoperta della nostra riserva con delle spiegazioni e degli approfondimenti che le mettano alla luce le peculiarità dal punto di vista naturalistico e anche le specificità legate alla nostra gestione conservativa. Qui a Boscofontana nel 1949 c'è stata una grandissima tempesta di vento che ha buttato giù un terzo quasi del bosco. I forestali di allora, in buona fede, hanno scelto di piantare delle specie a rapido accrescimento, tra cui la quercia rossa, il platano e il noce nero. Ancora se ne trovano di platani, di noce, ne vedrete, e anche di querce rosse meno. Quindi cosa è accaduto? La quercia rossa, che è una specie, sono tutte e tre specie che vengono dall'America, non sono originarie delle nostre zone, e la quercia rossa in particolare stava soppiantando completamente la fauna. Abbiamo anche aperto al pubblico alcune sale della Palazzina Gonzaga, che è il bellissimo edificio dove ci troviamo adesso e che è la sede del nostro Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale, che è un vero e proprio centro di ricerca. In questo modo i visitatori hanno l'opportunità di vedere le sale affrescate della Palazzina e al tempo stesso scoprire quali sono le nostre attività di ricerca, le attività condotte dal nostro personale tecnico, i nostri ricercatori che si occupano soprattutto di attività di studio in ambito entomologico. Quindi chi verrà oggi in visita a Boscofontana avrà modo di scoprire la riserva e anche approcciarsi al mondo dell'entomologia, che è comunque qualcosa di insolito normalmente, a cui un cittadino non ha sempre la possibilità di farlo con facilità. Tra i nostri progetti, però, questo mi fa piacere poterlo accennare e lo si può scoprire anche venendo qui da noi oggi, ce n'è uno che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini, un progetto di Citizen Science che si chiama INNAT, ed è anche il nome di un'applicazione che si può scaricare sugli smartphone e che permette proprio a tutti i cittadini di inviare delle segnalazioni di presenza di alcune specie di insetti protetti a livello europeo, rari e quindi molto importanti dal punto di vista ambientale, e tutte le informazioni vengono passate al vaglio dei nostri esperti e poi trasmesse direttamente al Ministero dell'Ambiente, quindi ognuno può fare la sua parte per la salvaguardia delle specie protette e quindi a vantaggio della biodiversità. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa che ho immaginato circa 3 anni fa, in quanto i ragazzi uscivano da un periodo molto difficile, che era il periodo delle restrizioni del Covid, e ho immaginato nelle mie lunghe passeggiate sulla ciclabile che da Mantova va fino a Peschiera un momento dove i ragazzi potessero esprimersi tutti nel contesto del Parco Naturale del Mincio. Abbiamo posizionato lungo tutto il tragitto diversi pianoforti che saranno utilizzati dalle scuole di musica, in quanto abbiamo circa 700 ragazzi che lungo tutto il tragitto Mantova-Peschiera del Garda potranno esibirsi e suonare in questo contesto molto particolare.